Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti dal Comendone veneziano, Fly Simulator, 28esima tappa. Allora, da Addis Abeba a Dubai. Oggi andiamo negli Emirati Arabi Uniti. Sono proprio curioso di vedere se dall'alto si può ammirare la famosa torre, quella fatta a vela, quella bellissima, quella caratteristica di Dubai. Sono 1369 miglia, il tempo è sereno, tutto è perfetto e andiamo. No, speriamo in un atterraggio decente stavolta, veramente ci spero perché è da un po' che non li faccio con l'F-18. Vola! Raga, allora, buono, siamo in rotta. Oggi passiamo per lo Yemen e per l'Arabia Saudita. E niente, adesso voglio rispondere e ciaccollare un po' per spiegare alcune cose. Allora, ho visto le votazioni per Amnesia. Sono arrivati un bordello di sì. Allora vediamo, raga, adesso ora mi organizzo, vediamo di prendere il gioco e tentare sti gameplay. Allora ragazzi, io voglio essere chiaro fin dall'inizio, io come sapete, insomma, i video che faccio ho un mio, tra virgolette, stile, un mio modo di commentare, di cazzeggiare, quindi cioè, non aspettatevi magari dei gameplay uguali a quelli che siete abituati a vedere, non so, quello Lapide Pai o il Sub, robe così. Cioè, io non so perché non ho mai giocato, però ci sarà comunque uno stile tutto mio e dopo può piacere o può non piacere, su questo non discuto, raga. Però, cioè, sinceramente non saprei neanche come comportarmi davanti a un gioco così. Io, raga, non ho mai giocato a giochi horror di quel modo, cioè di quella maniera. Sì, vabbè, ciao, raga. Insomma, però comunque in soldoni non ho mai giocato a quel genere di giochi, per cui è una sorpresa anche per me. Cioè, può succedere o che dopo 2 minuti mi cago addosso, cosa improbabile perché sono il comendone. E poi se sono riuscito a vedere quest'anno le partite dell'Inter, posso permettermi di giocare anche ad Amnesia. Per tutti gli interisti, scusate, voglio bene. E posso anche giocare a quel gioco comunque. Oppure magari anche insultare i zombie a ogni 3 minuti che mi fanno ridere. Insultarli, quindi raga, quello che mi viene fuori, se no per una merda mi disp, non faccio più niente, tanto comunque il gioco avevo intenzione di comprarlo lo stesso perché comunque lo volevo provare. E se è bello chiaramente lo continuo, se invece mi te va Marco o Comendone o deficiente, non è il caso, o su Amnesia o fai il pazzo o urli o è meglio evitare, allora io ne prendo atto e non lo faccio perché alla fine lo sapete che, come avevo detto sul video, quello della partnership, voi per me siete fondamentali, cioè io ascolto molto e voglio ricevere molti consigli da voi iscritti perché, ripeto, senza di voi, cioè il canale, cioè già è una mezza merda, con voi, senza di voi diventa proprio orribile, perché non c'è nessuno a commentare, nessuno lo segue, anch'io, insomma, fare video e magari ho 2 visualizzazioni, diciamo che non è il massimo, invece se ho delle persone come voi che siete meravigliose perché supportate e sopportate sto comendone, è chiaramente meglio. Poi altre cose, poi concludo questo l'angolo serio del Comenda col fatto che la prossima partita di Worms sarà SmackDown contro Raw, cioè wrestling. Uno mi ha dato questo consiglio e visto che io sono un amante del wrestling vado a fare sta cosa. Ora posso già anticipare che almeno un verme per SmackDown e un verme per Raw. Allora io chiaramente metto, visto che io il wrestling lo seguo dal 2003, tutti quelli che hanno lottato dal 2003 in poi, perché comunque io ho degli idoli che sinceramente sono di quegli anni, se ne è passato poco, ma in realtà sono già passati 9 anni dal 2003, quindi insomma qualcuno ritirato e qualcuno no. Comunque allora, per Raw Triple H ci sarà sicuro perché c'è The Game, non può mancare. E invece per SmackDown pensiamo un attimo, vediamo un attimo di quegli anni là, perché erano gli anni d'oro secondo me, a parte per gli anni di Hulk Hogan, Bret Hart e st'altri. Vediamo, per SmackDown, visto che è sempre stato là, o quantomeno negli anni di SmackDown e Raw che guardavo io, era così, Undertaker.
Quindi The Undertaker su SmackDown e Triple H su Raw. Dopo gli altri 3 per SmackDown e gli altri 3 per Raw sarà una sorpresa nel momento che vado a caricare il video. Raga, stiamo sconfinando nello Yemen e qua è che cazzo? Sì, Yemen, buonissimo, e poi sì, c'è lo Yemen e poi andiamo in Arabia Saudita come avevo detto prima, bene. Qua c'è un deserto praticamente, quindi non c'è un cazzo. Veramente location meravigliosa, comunque quantomeno il tempo è perfetto, meraviglioso, visibilità incredibile, cioè riesco a vedere, vedo già Dubai, ora lo vedo già, mancano 1000 miglia e vedo già Dubai. Comunque ragazzi, ho già prenotato nel ristorante migliore di Dubai con lo Sheikh Al Mansour, là, quello del Manchester City, e cerco di portare a casa David Silva, che secondo me, io lo amavo già ai tempi del Celta Vigo e del Valencia, secondo me siamo stati dei polli, quando il Valencia insomma lo vendeva ce lo dovevamo prendere, a me non me ne frega un cazzo dei soldi, se vuole il nostro presidente può comprare chi vuole, e invece ci siamo lasciati scappare un talento come David Silva, che ripeto, secondo me è uno dei trequartisti centrali o ali sinistre più forti, perché ha modo di giocare un'eleganza fuori dal comune secondo me, e contando che comunque è dell'86, quindi è molto giovane. Io ho un giocatore che amo particolarmente. Raga, incredibile, cioè veramente, cioè non c'è un cazzo più. Qua in Arabia Saudita, che bello, mi piacerebbe vivere qua, veramente, avrei molti amici e potrei fare tante cose, cioè, madonna, che merda. Cioè, una distesa di un cazzo proprio. Ah, comunque ragazzi, allora ci sarà anche il derby, sì, che mi avete chiesto, visto che ho letto tutti i messaggi, i vari gli ultimi commenti sul canale. Ci sarà sì chiaramente la previsione del derby, anche se ragazzi il problema, io vorrei fare le previsioni adesso, però sono sincero, sono abbastanza atteso, ho paura di portare sfiga. Cioè col Barcellona l'ho fatto, tanto sapevo, cioè col Barça se perdi, insomma non è proprio un evento se perdi col Barcellona. Però fare altre previsioni, fine campionato, ce lo stiamo inculando, scusate il termine, veramente per una mongolata fatta con la Fiorentina. Faccio fatica a fare le previsioni, comunque posso dire con certezza che ci sarà Milan-Inter sicuro. E poi ci sarà la finalissima di Champions League chiaramente al 100%, poi la finale di Coppa Italia e boh, vediamo, cioè l'ultima di campionato se ancora non è come si dice, se l'ultima di campionato o comunque la giornata che può sancire lo scudetto alla Juve al Milan, volevo fare una specie di diretta a gol come la realtà, cioè tipo fare la partita della Juventus e del Milan e praticamente andare a mescolare i due gameplay, tipo se segna la Juve al 13° minuto metto l'immagine della Juve, se poi segna il Milan al 18°, il Milan, tutto così, capito, con la mia telecronaca un po' drogata, però vediamo, insomma, vediamo anche l'entusiasmo e il tutto, perché sinceramente devo dire che sono un po' incazzato col Milan, perché secondo me con la rosa che abbiamo comunque dovevamo essere in testa e quasi campioni. È vero che la Juve sta giocando benissimo, forse anche meglio del Milan, e che Conte sta dando un'impronta e una mentalità vincente, cioè porca puttana, alla fine Pirlo al Milan un campione ma non correva mai, alla Juve invece corre come un dannato, cioè è abbastanza oggettiva sta cosa. Quindi comunque meriti alla Juve perché sta facendo, secondo me, con una rosa non incredibile, cose strepitose. Comunque ragazzi, basta calcio, che sennò qua non è più Flight Simulator ma Football Simulator. Ultima cosa, io avevo ancora un'idea ancora parecchi mesi fa, quando praticamente il mio canale aveva 3 iscritti, quello di fare video di Football Manager. Però qual è il problema di Football Manager? Che le scritte sono in piccoline e quindi non si vede quasi un cazzo. Praticamente dovrei spiegare tutto io a voce quello che succede. A voi vi può interessare che quel gioco? Sì, no. Come per Amnesia, Football Manager sì o Football Manager no? E niente, comunque per Amnesia, come detto prima, tra un paio di giorni ci sarà il primo gameplay. Ecco Dubai raga, Dubai, una città abbastanza grande, poi niente, il deserto, veramente starei male in questa città, mi amico è nato per lavoro raga, metto che è una cosa insopportabile, ci sono addirittura, come si dice, dove aspetti l'autobus, comunque i mezzi pubblici, proprio delle cabine con l'aria condizionata perché è talmente caldo che insomma non puoi resistere, quindi mettono ste cabine qua e tu stai al fresco e aspetti l'autobus in sciallata, proprio come in Italia che già sono molto puntuali.
Ok, eccola qua Dubai. Vediamo un attimo se riusciamo a far vedere qualcosa. Eccola qua, guarda che bella. Certo che veramente ci saranno i grattacieli, sarà il grattacielo quello dove c'è la pista da sci, le robe. Però veramente non ci starei neanche 5 minuti a Dubai, sinceramente. Cioè, sarà una nicchia per pochi eletti, però fanculo. Reis può atterrare Ma siamo a Dubai o siamo in Spagna? Boh, non lo so. Eccoci qua. Sì, non siamo proprio allineati, ma adesso mi giro, dai. Vai pianin, la la di di di. Eccoci qua. Ta-na-na-na. Vai, Fioi, Top Gun. Sono teso oggi, sono teso. Non riesco a vaneggiare, raga, sono troppo teso. Ho bisogno dell'atterraggio buono, cioè. Dai, raga. Dai, raga. Dai, raga, dai, raga, dai, raga, dai, raga, dai, raga. Dai, raga. Dai, raga. Dai, raga. No, 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 maledetto stronzo del cavolo. No, no. Ma cosa fa? Ma cosa fa? Ma perché sono così nabbo, amici? Ma perché? Niente, raga, con l'F18 proprio ne me ne viene uno su 10, bello. Cioè, non c'è niente da fare, è così, lo devo accettare. Vabbè, raga, questo è il comandone. Con i Boeing, con gli Airbus un figo, tra virgolettes, e con F-18 un mongolo proprio. Fate conto, Rocky o Rambo con i Boeing e Mr. Bean con gli F-18. Bene, raga, anche sta rotta è andata. La prossima sarà Dubai, il Cairo, quindi sono curioso di vedere se invece almeno nel Cairo ci sono le cose, le piramidi. Penso di sì perché mi pare di averle già viste. E niente, adesso ragazzi devo dire che con Fly sono un attimo in sordina, cioè nel senso è un periodo che ho voglia di fare più altri giochi, però comunque voglio andare anche avanti col giro perché se no non posso cominciare i progetti nuovi perché ho voglia di fare tantissime cose e il tempo è poco, quindi mi porto un po' avanti. Però ecco, diciamo che in questo periodo ho più voglia di Worms, Battlefield, questi giochi qua insomma, però comunque anche Fly è sempre un gioco che apprezzo, anche perché se no non sarei qua a fare 2000 tappe del giro. Niente raga, alla prossima, ciao! Complimenti Piada per i 1000 iscritti. Come te, nessuno mai. Ta-na-na-na-na-na-na-na, na-na-na-na-na-na-na-na.